Ankovic con il numero 10 Musarra. Buon pomeriggio per l'ultima volta nel 2025 dal Sorbello Stadium di Visconti. Il campionato di eccellenze al Giro di Boa. Oggi si chiude il girone d'andata. Oggi la Messana cerca il quinto risultato utile consecutivo contro il Giarre. Giallorossi reduci dalla vittoria importante ottenuta in extremis a Via Grande grazie a Manolo De Leon al minuto 91. Dall'altra parte il Giarre è reduce sì dalla sconfitta contro il Vittoria, ma nell'ultimo mese ha messo in fila 4 risultati utili consecutivi. Subito le formazioni, i padroni di casa con Ferrara, Deodato, Fragapane, Della Guardia, Mazzola, Giorgetti, Biondo, Lemura, Gazzè, Genovese e De Leon. Risponde il Giarre con Tomasello, Caltabiano, Petrella, Strano, Tosto, Piedra, Tornitore, Garozzo, Ankovic, Musarra e Mascara. Da una parte il mister Antonio Venuto, dall'altra Saverio Rapisarda. Fischia il signor Antonio Carpinteri. Sezione di Siracusa, gli assistenti sono Francesco Casisa e Vincenzo Pioverlino, entrambi di Palermo. Francesco Sciotto con il numero 14 Giuseppe Lanza, con il numero 15 Salvatore Sottile, con il numero 16 Giulio Bona, con il numero 17 Jorge Emilio De Jesus, con il numero 18 Giuseppe Rizzo, con il numero 19 Ezechiel Francisco Franchi, con il numero 20 Antonino Cannavò, allenatore il signor Antonio Venuto. Dirige l'incontro il signor Antonio Carpentieri della sezione di Siracusa, coadiuvato dagli assistenti Francesco Casisa e Vincenzo Pio Merlino della sezione di Palermo. Buona partita a tutti e sempre e solamente forza Messana! E adesso sì, è tutto pronto. Da sinistra verso destra attaccherà il Giarre in questo primo tempo, da destra verso sinistra ovviamente la Messana, e saranno gli etnei a dare il via alle ostilità. Fischio da parte del direttore di gara, avviato il cronometro, è iniziata Messana Giarre, gara valevole per la 15ª giornata del campionato di eccellenza. Maglia bianca, inserti rossi per quanto riguarda i padroni di casa, maglia blu e inserti gialli invece per quanto riguarda gli ospiti. Le formazioni sono già affrontate in questa stagione, era il primo turno di Coppa Italia Eccellenza, la Messana ebbe vita facile contro un Giarre, oggi molto diverso da quello incontrato ad agosto. Terza panchina per Antonio Venuto, che dopo un pari e una vittoria cerca ancora un'affermazione per chiudere al meglio il 2025, per garantire la terza piazza alla Messana, che da matricola cerca di sorprendere ancora. Nel frattempo la prima offensiva tentata da Manolo De Leon, che passa sul fondo, sfera rimane per Gazzè, ancora un rimpallo sulla destra, poi allontana la difesa del Giarre. Subito dentro Antonio Genovese, nuovo acquisto della Messana, ufficializzato giusto qualche giorno fa insieme al portiere Ruben Lussetti, che siede invece in panchina. Antonio Genovese ha già vestito la maglia della Messana, per lui si tratta di un ritorno, e complici anche le condizioni fisiche non proprio ottimali di Cannavò e Franchi, viene subito gettato nella mischia. Hanno fatto invece strada opposta De Gaetano e Ventre, entrambi ceduti in questa sessione di mercato rispettivamente alla Polisportiva Gioiosa e al San Fratello Acquedolcese. In un imbuto si incastra la Messana, il Giarre prova a uscire, allontana salvo le mura. Manolo De Leon sembra il vertice offensivo principale, almeno da queste prime battute. Vediamo in zona offensiva la Messana come cercherà di disporsi, mancando un terminale, una boa, un pivot. Da segnalare le assenze di Giosuè Bonasera, classe 2007 a destra, da segnalare ovviamente anche quella di Stefano Drigamo, non lo vedremo per un po' in campo, l'esperto difensore della Messana, un problema abbastanza grave al perone, un grande in bocca al lupo. Le mura con l'esterno per Giorgetti, cerca lungolinea Genovese, il dialogo però non si chiude, Giorgetti prova a recuperare su Ankovic, l'ex Vittoria. Per Strano gira il pallone Garozzo, si finisce allora da Petrella. Salvo Tosto,
Piedra, su di lui Fragapane, molto alto l'esterno della Messana. Piedra prende le vie centrali, cerca poi l'imbucata per Musarra, non ci ha creduto però il numero 10, alla fine l'uscita è di Ferrara che mette il pallone in rimessa laterale. Diciamo di un Giarre che, esclusa la sconfitta dell'ultimo turno contro il Vittoria, ha avuto un importante mese di novembre con 4 risultati utili consecutivi, 3 pareggi e una vittoria, che hanno fatto risalire le quotazioni in classifica della formazione di mister Rapisarda, adesso a -1 dalla salvezza diretta dopo un inizio di stagione parecchio complicato. In area si sbraccia Biondo con il colpo di testa per Genovese, spalle alla porta Antonio Genovese, toccato dietro da Piedra, attenzione perché scalcia subito Juan Piedra e il direttore di gara, il signor Carpinteri, gli va a dire che il pallone rimane lì, non va allontanato. Prime indicazioni da parte del signor Carpinteri, sezione di Siracusa, gli assistenti sono Casisa e Merlino, entrambi dalla sezione di Palermo. Le mura per Giorgetti, si complica la vita a Giorgetti ma il pallone è giallo-rosso. Colpo di testa di Fragapane, pallone toccato da un difensore del Giarre. Caltabiano, si lotta su ogni possesso. Dicevamo a inizio collegamento di questa Messana oggi senza un attaccante di peso in avanti. Manolo De Leon sembra fungere da falso 9 sugli esterni. Lì vicino ci sono tanto Genovese quanto Gazzè. Ora il colpo di testa di Fragapane proprio per De Leon, il controllo dell'ex Reggio Ravagnese, la difende bene, spalla alla porta, la va a destinare alle mura, il pallone per Genovese, sulla sinistra punta Piedra, ora il traversone allontanato da un difensore giallo-blu. Si tiene il possesso la Messana, scarico all'indietro per le mura, si propone Biondo, le mura invece cerca ancora l'esterno, sempre Piedra su di lui, è l'ultimo a toccare, la rimessa laterale per i peloritani. Genovese, il pressing di Cassara, poi il cross sul primo palo, l'uscita di Giulio Tomaselli. Tosto, palla avanti per Caltabiano, il sinistro di prima intenzione, attenzione al tentativo di inserimento e per poco Vincenzo Tornitore non riusciva a beffare la linea giallorossa, un po' troppo sulle gambe Angelo Della Guardia in questo caso, per poco non gli scappava il numero 7 delle Giarre. Alla fine c'è un fallo in attacco e la Messana tira un sospiro di sollievo. Pallone rimesso in gioco con il rinvio di Ferrara a destra per Deodato. Rimane in possesso la Messana con una rimessa laterale, Mazzola da braccetto di destra oggi in una linea difensiva chiusa Della Guardia e Giorgetti. De Leon molto mobile come sempre sul versante offensivo, bella qui la giocata di Genovese che cerca l'imbucata per Deodato, non ci ha creduto il classe 2008 al possibile assist in area di rigore, pallone si perde in un nulla di fatto sulla linea di fondo. Pronto al rinvio Tomaselli. De Leon con l'esterno, la mette giù, non riesce però a evitare la rimessa laterale, non la tiene in campo. Decisivo Manolo De Leon una settimana fa a Via Grande al 91esimo, calcio di rigore fallito, ma è stato lui il più lesto a ribadire in rete per trovare una vittoria di importanza fondamentale per il percorso della Messana. Lì tanti abbracci e alla fine il fallo lo commette Mazzola, calcio di punizione per il Giarre quando siamo arrivati all'8° minuto di gioco al sorbello di Bisconte.
indicazioni agli elementi della barriera per Ferrara, anche lui molto importante, molto decisivo a Via Grande con le sue parate, con i suoi interventi. Adesso Tosto è pronto alla trasformazione del calcio di punizione, vediamo se il numero 4 del Giarre proverà la battuta in area di rigore, la conclusione verso la porta. Ex Enna Angelo Strano. Quasi da allenatore in seconda Cannavò a dare indicazioni dalla panchina. Si aspetta il fischio del signor Carpinteri, parte adesso Strano, è uno schema a liberare Tornitore al limite dell'area di rigore, il pallone però viene rubato e la Messana si può andare in contropiede, trattenuto Genovese ma riesce a farla passare per Gazzè, ancora Gazzè in mezzo, il pallone sul palo più lontano, non c'è il servizio per Della Guardia ma Genovese dall'infallazione prova a rimetterla dentro, la Messana spreca una ripartenza importantissima che poteva valere il vantaggio, una situazione di 3 contro 1. Non preciso l'assist di Gazzè per Della Guardia, poi alla fine Genovese sul secondo pallone è riuscito a tenerla viva la chance. Peccato per la Messana che aveva riconquistato il pallone su questo calcio di punizione del Giarre, lanciandosi a tutta velocità in contropiede. Adesso la rimessa, Fragapane scambia con Biondo, il pallone messo giù, il cross di Fragapane, la deviazione ancora in rimessa. Si propone Salvo Lemura, il movimento di Fragapane, Lemura va al cross, De Leon colpo di testa ma evidente anche la spinta di Manolo De Leon in area di rigore, quindi il conseguente fallo in attacco. Dicevamo delle assenze in casa Messana, sicuramente non se la passa meglio il Giarre che oggi presenta 16 elementi in distinta. Un fine dicembre complicato in attesa della pausa un po' per tutte le formazioni. Non al meglio né Cannavò né Franchi né Rizzo in casa Messana, partono tutti e tre dalla panchina, chissà se ci sarà una porzione di spazio anche per loro. Nel frattempo il rinvio sembra buono per Tornitore, Della Guardia, Tornitore con una magia col sombrero ma Giorgetti recupera, sta creando più di un problema Vincenzo Tornitore in zona offensiva, molto sgusciante il numero 7 delle Giarre. Fino a questo momento la fisicità dei calciatori della Messana non sta avendo la meglio. Ora la rimessa in favore degli ospiti. Si cerca una lunga gittata in zona Ankovic, il pallone passa e viene raccolto comodamente da Riccardo Ferrara. Sono trascorsi i primi 10 minuti di gioco, ancora nulla da segnalare a parte una ripartenza propizia per la Messana non concretizzata. Mazzola, il passaggio non è perfetto per Deodato che in qualche modo prova a passare in mezzo a due, lo fa però commettendo fallo, c'è il vantaggio ancora in possesso il Giarre con Strano. Attenzione qui all'intervento, questo sì, abbondantemente falloso su Gazzè. Quindi il calcio di punizione stavolta in favore dei giallorossi. Biondo, Mazzola, Deodato, passa la sfera, Gazzè pronto al traversone, parte adesso De Leon col colpo di testa, la sfera si impenna, non riesce a imprimere direzione qui De Leon, allora l'intervento di Tomaselli è comodo. Guizzante in zona offensiva Manolo De Leon. Lunghissimo il rinvio di Tomaselli in zona Tornitore, prima di lui Mazzola. Petrella incespica sulla sfera Mascara, figlio d'arte. Ora la palla è lunga per Ankovic, probabilmente partito in posizione di fuorigioco, non però per l'assistente che non alza la bandierina. Biondo allora se la riprende. Mazzola dietro da Giorgetti. Palla di Giorgetti, il colpo di testa di Piedra, poi Strano, il pressing di Lemura, bravo Salvo Lemura, poi De Leon fa valere il fisico, il tentativo di tunnel per Genovese, il numero 10 con l'idea da Fragapane, ancora Fragapane, il pallone in mezzo, deviazione
Messana che cerca ancora l'offensiva, Murata qui, la chance ancora sui piedi di De Leon da un attento Tosto. Out già battuto a sinistra, out preferito in questo momento dai giallorossi, colpo di testa di De Leon, non c'è fallo e allora questa è ancora da collezionare come azione importante della Messana, il traversone di Fragapane, l'incornata di De Leon al lato. È rimasto giù Salvo Tosto. Tutto ok, si rialza il vice capitano della Giarre. Per lui tantissima esperienza, le ultime con Aci Sant'Antonio, con Lenna, protagonista della promozione all'eccellenza alla Serie D in coppia con l'amico di sempre Peppe Zappalà. Tomaselli al rinvio. Tornitore, Biondo l'anticipa, Tosto. Ancora Giorgetti, il pallone si ferma a centrocampo, Gazzè travolto da Caltabiano. Scusate, si trattava di Ruggero Musarra e aveva avuto la peggio anche Gazzè, che rimane steso nel cerchio di centrocampo. Staff sanitario della Messana che entra dunque sul terreno di gioco per capire in che condizioni sia Gazzè dopo questo fallo da parte di Musarra. Almeno 3 occasioni potenzialmente pericolose per la Messana fino a questo momento. Qualche lamentela da parte di Salvo Tosto nei confronti del direttore di gara, fin qui però nulla da eccepire ovviamente in questi primissimi minuti, in questa prima porzione di gioco al Marullo. Adesso tutto ok per ripartire, ovviamente attenderà un cenno da parte del direttore di gara fuori dal recinto di gioco Gazzè per rientrare. Messana temporaneamente in 10 uomini. Biondo allarga il gioco a sinistra per Giorgetti, il controllo del difensore argentino che cerca le vie centrali, ma Tosto va in netto anticipo su De Leon. La ripartenza tentata dal Giarre, ancora a servire il solito Tornitore, cerca la giocata Tornitore, passa anche in questo caso, scatenato Tornitore che costringe al primo giallo della partita la Messana, sanzione per Gianluca Gazzè. Quindi il primo cartellino è per i giallorossi, inquadrato il numero 9 Gazzè, che ha dovuto usare le cattive per fermare uno scatenato Tornitore. Nuovo calcio di punizione per il Giarre. Stavolta Strano molto probabilmente tenterà di scodellarle in mezzo, sfruttando anche le torri. In area sono salite infatti Piedra, Tosto, così come Ankovic. Tre in barriera per Ferrara. Parte Strano verso la porta, attenzione che il pallone rimane lì per la conclusione di Mascara, rimpallata alla difesa della Messana, poi Gazzè va a lottare con Strano, De Leon la fa passare sulle mura, attenzione perché c'è lo spazio per vie centrali per cercare di servire Genovese. L'intervento però di Piedra è ovviamente falloso, è ovviamente da cartellino giallo e quindi si fa pari e patta rispetto ai cartellini. Dopo la sanzione a Gazzè arriva anche quella per Piedra, che ha preferito fermare così la ripartenza della Messana. C'era una chance anche di servire nel corridoio genovese. Come sempre importante le mura nella pulizia del possesso, nel cambiare ritmo alla manovra. Si deve attendere il fischio ovviamente dopo il cartellino giallo. Fragapane torna sulla linea difensiva, sale invece Angelo Della Guardia.
Biondo in mezzo all'area, cerca Mazzola di toccarla, Strano allontana. Ankovic, pallone di Musarra, forse con una mano un calciatore della Messana, non per il direttore di gara. Gazzè, vediamo se ha evitato il fuorigioco, sembra di sì, almeno questa è la scelta da parte dell'assistente. Il cross per De Leon che viene anticipato, poi Biondo la rimette in area addirittura con un colpo di tacco molto molto complicato. Giorgetti, e il pallone che termina sul fondo. 18esimo, ancora 0-0 in questa 15ª giornata del campionato di eccellenza, in un girone B, quello siciliano, che oggi chiude il girone d'andata. Una linea molto alta quella della Messana sui rinvii dell'estremo difensore, praticamente a centrocampo. Ancora Biondo, poi Gazzè, il colpo di testa è per De Leon, il pallone non passa, c'è Piedra che in acrobazia la rimette a disposizione di Tornitore della Guardia, ha preso un colpo al viso, abbastanza netta la mimica. Punizione battuta per Giorgetti, ancora a combinare i calciatori della Messana della Guardia. Biondo, si torna a destra da Deodato. Mazzola, attenzione all'intervento falloso, stavolta il fallo lo commette Garozzo su Gazzè, quindi calcio di punizione per la Messana. De Leon stavolta sul punto di battuta, rimane in copertura Biondo in questo caso. Pronto De Leon al calcio di punizione, fischia adesso l'arbitro. De Leon in mezzo ancora a cercare Mazzola, il pallone finisce però alle mura, il controllo del numero 8 che riesce a farla arrivare a sinistra. Brutto l'intervento di Caltabiano su Fragapane, secondo cartellino giallo per il Giarre, terzo complessivo della partita. Anche l'ex Taormina Nicolò Caltabiano sul tabellino dei cattivi. Nel frattempo arriva al Sorbello Stadium una rappresentanza della tifoseria del Giarre, siamo intorno alle 25-30 unità. Ma occhio a questo calcio di punizione, perché siamo al 22esimo e la Messana potrebbe andare alla conclusione con Manolo De Leon o magari cercare un'idea. In zona c'è anche Biondo. De Leon verso la porta, colpisce in pieno Tornitore. Deodato la rimette verso l'area di rigore, troppo profondo il servizio della classe 2008, sfera che termina sul fondo. Al rinvio il classe 2004 Giulio Domaselli. Juniores in campo per il Giarre sono il classe 2007 con la maglia numero 8 Cristiano Garozzo e il classe 2006 con la maglia numero 10 Ruggero Musarra. Nel frattempo la Messana si è ripresa il possesso. De Leon profondo per Fragapane, pallone toccato però da Tosto, ancora De Leon, le mura, l'esterno per Fragapane, dialogano quelli della Messana. Fragapane, il cross sul secondo palo, attenzione che il pallone rimane in area, le mura, lo scarica all'indietro, Deodato, zona tiro, conclusione deviata, il pallone in area, De Leon
falloso secondo il direttore di gara l'intervento di De Leon nel cuore dell'area di rigore su pietra. Come prima Tomaselli al rinvio. Giorgetti di testa, c'è un fallo su di lui abbastanza netto da parte di Jankovic, il direttore di gara non può che segnalarlo. Biondo, il pallone per Mazzola, ancora un fallo su Mazzola, stavolta commesso da Tornitore. Iniziano a essere tanti gli interventi fallosi commessi dai calciatori degli ospiti. Della Guardia è andato da Giorgetti. Biondo si propone al centro. Mazzola, sale il grido dei tifosi del Giarre quando il pallone viene toccato da De Leon, se lo porta a destra. Su di lui Tosto non lascia spazio, De Leon al cross, Gazzè di testa! Sfiorato il palo Gianluca Gazzè sul cross di De Leon. Vicino al gol la Messana. Giorgetti, Fragapane, rimasto giù De Leon, poi Biondo nel cerchio di centrocampo. Deodato, Mazzola, Biondo, ancora da Mazzola, De Leon, ancora il palleggio del numero 11, sfera che finisce in rimessa laterale in favore della Messana. Ancora un tocco, quello di Garozzo in rimessa laterale. Abbiamo superato la prima metà del primo tempo, 26esimo adesso. Lemura, Mazzola, spalla a spalla, sembrava l'intervento di Genovese, non per il direttore di gara che indica il fallo in favore degli Etnei. Palla a sinistra per Tornitore, ancora un fallo commesso dal numero 7. Della Guardia, lì vicino si libera Lemora, ancora Della Guardia. L'ex Nuova Egea cambia il versante su Fragapane, il colpo di testa è per De Leon, il controllo di De Leon, potrebbe aprire ancora a sinistra da Fragapane, De Leon gliela lascia adesso, la rimessa laterale in favore del Giarre. Attenzione che si lotta ancora in quella zona di campo e addirittura il fallo è di Biondo. Ah no, c'è un fallo con la mano, un tocco con la mano ravvisato dal direttore di gara.
calcio di punizione, Angelo Strano, fascia di capitano al braccio per lui, un destro a rientrare. Eccolo Strano, pallone toccato a De Leon, poi il tentativo di acrobazia diventa un assist, attenzione a Tosto, la giocata di Salvo Tosto, il pallone che termina sul fondo, ma era tutto fermo comunque per posizione di fuorigioco, nulla la chance sui piedi di Juan Pietra. Ferrara apre a sinistra, Giorgetti con il colpo di petto e poi De Leon. Tosto, la gamba sembra alta, non però per il direttore di gara, la Messana rimane in possesso, biondo scucchiaia per Genovese, ancora l'anticipo di Tosto, allontana la difesa giallo-blu, tornitore falloso su Mazzola. Della Guardia prova a forzare il blocco servendo il Genovese, evidente il fallo di Strano su di lui, spinta sul numero 10 della Messana. Le Mura, Deodato perde il possesso, poi Mazzola in scivolata, Della Guardia la può rimettere avanti, De Leon era in fuorigioco, l'abbiamo visto noi da qui, non l'assistente. Fragapane sul secondo palo, Gazzè, vediamo l'inserimento, il pallone però non è preciso e la sfera termina fuori. Hanno senza dubbio riscaldato l'ambiente qui a Visconte i tifosi del Jar, sentite il grido incessante e i tamburi che suonano. Colpo di testa di Gazzè, pallone in rimessa laterale, ancora un quarto d'ora in questo primo tempo, siamo al 31esimo. Le Mura con il sinistro verso De Leon, Tosto sembra in controllo, l'uscita di Tomaselli con personalità il portiere, poi Le Mura controlla per Deodato, pallone lungo linea da Gazzè, riesce Gazzè a tenere il possesso e a conquistarsi anche la rimessa laterale. Si propone Genovese per ricevere il pallone, ma in aria invece viene preferito Gazzè. Scarica il cross per Deodato sul secondo palo. A sinistra la Messana cerca lo spazio per il cross che arriva adesso, deviato, chiedono un fallo con la mano i giallorossi, non ravvisato al direttore di gara. Giorgetti verso Genovese, cerca un complicatissimo tiro al volo, la sfera termina sul fondo. Con calma Tomaselli nell'effettuare questo rinvio. Ecco l'estremo difensore del Giare che rimette il pallone in gioco. Tornitore lotta con Gazzè, è l'ultimo a toccare Gianluca Gazzè.
passa lunga, controlla in zona offensiva Musarra, il tocco l'ultimo è dello stesso calciatore giallo-blu, pallone termina allora in rimessa dal fondo. Della Guardia, Biondo palleggia la Messana finendo da Giorgetti a sinistra, in orizzontale il passaggio per Biondo, poi Della Guardia va da Mazzola, si è aperto a destra Gazzè, poi Biondo di prima va da Deodato, non ci arriva il classe 2008 sulla sfera. Gazzè invece ringhia a centrocampo e lotta insieme a Deodato, passa la Messana e si guadagna il calcio di punizione. Biondo, battuta veloce da Lemora, un tocco da parte di Mascara in rimessa. Deodato cerca ancora Gazzè, pressato da Strano. Deodato prova a impegnarsi, la tiene in campo, allora Gazzè, gioco di gambe, Gazzè entra in area di rigore, voleva un intervento falloso non ravvisato dal direttore di gare, allora il Giarre che cerca il contropiede, l'esterno è per Ankovic, l'uscita di Ferrara. Colpo di testa di Deodato, poi c'è Petrella. Biondo. Genovese a sinistra, Fragapane oggi con la fascia di capitano, complice anche l'assenza dal primo minuto di Cannavò. Della Guardia, sale Angelo Della Guardia, poi Lemura, cerca un'idea che non c'è Lemura e allora si torna dietro da Giorgetti. Della Guardia, ancora Giorgetti, pressing costante di Ankovic sulla linea difensiva. Lemura ancora per la possibilità di inserimento di Giorgetti, c'è un tocco però giallo-blu e il pallone in rimessa laterale. Palla giocata in zona genovese, poi il pallone rimane ancora lì a sinistra per un traversone di facilissima lettura per Tomaselli. Ankovic sfiora solamente il pallone, sfera che termina tra i piedi di Ferrara. Biondo, Mazzola, Della Guardia, si allunga Angelo Della Guardia. Giorgetti, però era un altro il movimento di De Leon, Tosto esce dalla linea difensiva, prova a farla arrivare a sinistra, la sfera per la salita di Mascara, ma il pallone non può essere conquistato dal numero 11, troppo lungo. De Leon di testa per Deodato, Strano, ancora un po' di confusione in quella zona, colpo di testa di Ankovic, Della Guardia evita la rimessa, mette dietro da Ferrara. Mazzola trova De Leon, il controllo di De Leon in mezzo a due avversari, passa De Leon, ancora un fallo su di lui e ovviamente ancora un cartellino giallo per Damiano Petrella. Ed è ancora una sanzione disciplinare per un difensore che dopo i trascorsi alla Ionia Calcio nel settore giovanile ha avuto anche la possibilità di confrontarsi con il calcio professionistico con la maglia del Genoa, rientrato in Sicilia, adesso in eccellenza per questa stagione con il Giarre. Punizione per la Messana, folto gruppo al limite dell'area di rigore. Vediamo
Biondo però che la gioca vicina dalle mura. Tosto. Biondo ancora da Gazzè. Cerca Gazzè di passare a destra, si trascina però il pallone fuori, la rimessa laterale è in favore del Giarre. Proprio Petrella a battere la rimessa laterale. De Leon, colpo di testa, però è preda di Tomaselli, non ci può arrivare Genovese. E ovviamente nella Messana manca un riferimento offensivo, un attaccante puro, una boa. Giorgetti prima di Caltabiano. Piedra, Fragapane. Biondo passa Giovanni Biondo, il suo esterno però è di facile lettura per Piedra. Ankovic, il pressing combinato di Giorgetti e Biondo, non falloso per il direttore di gara nonostante le proteste. Giorgetti per Biondo, si torna dalle mura. Fragapane, Genovese riesce a imbucare per De Leon, gran passaggio, De Leon perde il tempo per la conclusione, poi risterza De Leon, il mancino contenuto da Petrella in calcio d'angolo. Un guizzo, un'illuminazione firmata Anthony Genovese per De Leon quando siamo al 40°. 5 più eventuale recupero alla fine di questa prima frazione. Pronta alla battuta la Messana, vediamo se pallone finisce in mezzo sul secondo palo, poi Genovese. Deodato. Ferrara. Tosto allontana il pericolo della Guardia. Genovese con questa bella giocata per Gazzè, non è fuori gioco. Ancora Gazzè, cerca spazio per il cross, poi torna dietro da Biondo. La salita di Giorgetti, Giorgetti prova addirittura il dribbling. Piedra ha capito le intenzioni, ora il rinvio per Tornitore, fa buona guardia Mazzola. Rimessa laterale per il Giarre che prova a sfruttare queste occasioni per insidiare la porta di Ferrara, dopo che a inizio gara qualche guizzo di Tornitore aveva dato fastidio alla retroguardia giallorossa. Sembra essersi assopita un po' la zona offensiva degli etnei. Rimessa lunga, Giorgetti a vita facile, Genovese su di lui strano, calcio di punizione. Biondo, facile e veloce il palleggio con le mura, poi Piedra su Genovese, si gira Genovese, non è falloso l'intervento su di lui, invece sì, con qualche secondo di ritardo il fallo segnalato dal signor Antonio Carpinteri di Siracusa. Biondo, l'appoggio per Mazzola. Gazzè riesce a tenerla, Gazzè deve però uscire da quella zona, il pressing c'è e si fa sentire. Deodato al controllo, ancora Gazzè, si muovono i calciatori della Messana. Biondo cambia il gioco adesso, favorendo anche la salita di Della Guardia. Inserimento per Genovese, l'uscita di Tomaselli, Genovese cerca l'esterno e anche l'ultimo a toccare Anthony Genovese.
il rimpallo non lo premia, gesto di stizza per Genovese propizia la chance per lui. Occhio perché Tomaselli sembra iniziare a prendere troppa confidenza con il cronometro. Il direttore di gara lo va a ammonire soltanto verbalmente, ma il richiamo è chiaro. Tornidore, non c'è fallo di Fragapane su di lui. Gazzè passa su Ankovic, il tocco dell'attaccante ex Vittoria in rimessa laterale. Rimessa battuta, rimanendo lì a sinistra per la Messana, ma si deve indietreggiare. Biondo prova a palleggiare Giovanni Biondo, interviene anche Giorgetti, spallata di Giorgetti che fa la guerra tanto con Ankovic quanto con Tornidore. A muso duro il numero 7 del Giare e il numero 6 della Messana. Continuano a dirsi qualcosa a distanza Giorgetti e Tornidore, chissà se ci sarà modo di rivedere questo duello in gara. Dai Nicolò! Si riparte con questo calcio di punizione con Angelo Strano quando siamo già nel recupero. Non abbiamo visto però la segnalazione da parte del direttore di gara, quindi vedremo fino a che minuto si protrarrà questo primo tempo. Fischietto che sembra già alla bocca. Rimessa laterale di Mazzola. Strano, la svirgola, il pallone rimane in gioco, vediamo se De Leon riesce ad appropriarsene, non è così. Ancora un colpo di testa di Giorgetti, Genovese libera le mura, Fragapane, la salita del capitano della Messana, la proposta di passaggio di Lemura, il pallone che però viene riconquistato solo per un momento perché il direttore di gara, il signor Carpinteri, fischia 2 volte mandando le formazioni al riposo. Fino a questo momento reti bianche al Sorbello Stadium di Visconti, 0-0 tra Messana e Giarre. Ci prendiamo una pausa, non andate da nessuna parte, ci rivediamo per il secondo tempo.
19 Ezequiel Francisco Franchi. Tornati al Sorbello Stadium di Bisconte, è iniziato il secondo tempo di Messana Giarre, gara valevole per la 15ª giornata del campionato di eccellenza siciliana, e c'è stato un cambio nell'intervallo. Dentro l'attaccante Ezequiel Franchi, fuori un centrocampista, out Salvo Lemura. Di Messana, più offensiva Messana, che cerca di fare ovviamente di più rispetto al primo tempo per conquistare i 3 punti. È stata una prima frazione con non troppe emozioni, diciamo più per l'imprecisione dei rispettivi reparti offensivi, che peraltro Messana che ha fallito un paio di interessanti ripartenze, quantomeno propizie. Giarre che dopo i primi minuti in cui Tornitore ha dato più che fastidio alla difesa giallorossa si è lentamente sopito. Vediamo quale sarà il film di questa ripresa. Della Guardia, il suo mancino effettato per Franchi, il colpo di testa, interviene Gazzè per Genovese, buona Genovese! Torna e si prende la scena Anthony Genovese, è 1-0 Messana. Immediato il vantaggio nel secondo tempo. Antonio Genovese è arrivato giovedì ed è arrivato per fare la differenza. La firma del 10 cambia il parziale al Sorbello di Bisconte. Tanto merito di questo gol a Gianluca Gazzè per quel colpo di testa, per quella grinta nel dare vita all'azione. 1-0 Messana. Nemmeno 2 minuti all'inizio del secondo tempo e cambiate il risultato. Pallone ora controllato da Gazzè. Biondo vuole Franchi, spalla a spalla con Petrella. Occhio perché Petrella sembra avere qualche problema, infatti si accascia giù. Ha messo male il piede, si era visto abbastanza nettamente che avesse qualcosa che non andasse. Vediamo se ci saranno gli estremi per una sostituzione, sarebbe la prima per il Giarre. Colpito a freddo a inizio secondo tempo da Anthony Genovese. Sinistro qualitativamente perfetto, una diagonale che finisce all'angolino basso, e nel frattempo, come preventivavamo, allora c'è il cambio per il Giarre, chiamato da Salvo Tosto, non ce la farà Damiano Petrella. Vediamo allora mister Rapisarda a chi si affiderà. Intanto fuori Petrella e Giarre che cambia l'ingresso di Luigi Miceli con la maglia numero 13 al posto di Petrella. Classe 2008 Miceli. Giarre ha sostituito il numero palla in aria per Franchi, su di lui fa buona guardia Tosto, poi Giorgetti, il suo mancino non è preciso, è svirgolato. Ankovic, Fragapane in pressing, bene Fragapane, si riprende il possesso, poi c'è il tocco falloso evidentemente, che c'è un calcio di punizione per il Giarre.
Strano per la punizione del Giarre, una lunga sventagliata sul palo più lontano, dove però Mazzola interviene prima di un calciatore della formazione ospite. Ora la Messana che prova ad allontanare il pericolo. Franchi, l'esterno ad aprire la manovra in direzione Fragapane. Scavetto per Genovese. Ancora il numero 10, la tocca con la suola, viene fermato nettamente in maniera fallosa. Calcio di punizione per la Messana, adesso galvanizzato Genovese dalla rete realizzata. Genovese che qui al Sorbello Stadium in questa stagione aveva già segnato, l'aveva fatto però proprio contro la Messana e proprio contro Riccardo Ferrara nel match poi vinto dai giallorossi contro la Rosmarino. Il gol stavolta è tutto giallorosso, adesso Genovese si appropria del pallone anche per battere questa punizione. Si aspetta il fischio di Carpinteri. Arriva adesso. Genovese con effetto De Leon, cerca il palo più lontano con la torsione aerea, il pallone però finisce fuori. Palla lunga, Tornitore anticipa Gazzè, della Guardia allontana, Genovese fa la lotta e la vince lui. Ancora Genovese molto bravo a far giocare Fragapane, il cross per Franchi, occasione gigantesca cestinata dall'attaccante argentino che va al volo in acrobazia ma la mette oltre la traversa. Peccato davvero, Franchi vicino al 2-0. Sembra un'altra Messana quella rientrata dagli spogliatoi. Il gol dell'avvantaggio dopo appena un minuto e adesso un paio di occasioni per cercare anche di aumentare le distanze. Deodato sembra complicarsi la vita, infatti è così. Tornitore, Gazzè, dappertutto Gianluca Gazzè oggi. Oltre l'assist per Genovese, tanta generosità, tanta garra lì in mezzo al campo. Franchi falloso sul neoentrato Miceli. Tosto la gioca vicina da Strano. Ancora il numero 5. Vorrebbe un'idea, la trova con questo piattone forte per Tornitore, scarico su Strano, l'apertura è per Musarra, cerca spazio al limite, Ankovic la fa passare per Mascara, sul pallone adesso Caltabiano, Giorgetti fa valere il fisico e poi allontana, Franchi è sgambettato in maniera abbastanza evidente da Pietra. Sarà calcio di punizione per la Messana. La batte veloce della Guardia perché c'è un buco sull'esterno. Genovese, punta pietra, ancora Genovese, cambia passo il mancino! Stavolta l'esterno dopo il tocco di Tomaselli in calcio d'angolo. Anthony Genovese sfiora la doppietta. C'era un buco sull'out destro del Giarre, Genovese se l'è preso tutto, poi ha cambiato il passo. Per poco non ha trovato il secondo gol nel giro di pochi minuti. Pronta la Messana a battere il corner, c'è Biondo. Probabilmente il suo sarà un destro a giro, anche se in zona un compagno propone anche la battuta corta. Vediamo se Biondo va in area o se va da Fragapane. Scelto Fragapane, il traversone sul palo più lontano per Franchi che la rimette dentro, allontana a difesa del Giarre.
che può cercare anche la ripartenza, ma lì Angelo Della Guardia vita facile. Ancora Fragapane, ancora un traversone, pallone però si perde abbondantemente alto. Messana che ha chiuso i giallo-blu nella propria metà campo in questa fase. Tosto, strano, ancora da Tosto. Si va lungo da Mascara, leggermente in ritardo Fragapane che poi se la riprende con le cattive. Lungolinea, c'è Franchi da servire, prova l'attaccante a pulire il possesso e riesce a farlo. Biondo di prima per Genovese, ancora Genovese, cercava il guizzo che per poco non gli riesce anche. Biondo cassaforte la sfera, poi Fragapane alza questo campanile. Genovese anticipato, strano, la giocata su Biondo, prova a distendersi adesso il Giarre. Tornitore, la scucchiaiata per Ankovic, grande idea, pallone però leggermente lungo, può intervenire il portiere Ferrara. Biondo ragiona, De Leon, brutto l'intervento, un pestone da parte di Salvo Tosto, anche lui ammonito. Quelli bravi direbbero step on foot su Manolo De Leon. Rimane ancora giù il numero 11 della Messana. Non sembra però esserci necessità né dell'intervento sanitario né tantomeno della sostituzione. Si rialza Manolo De Leon. Della Guardia cerca Franchi, anticipato da Pietra, poi Biondo prova a mettere il pallone giù. Mascara, il guizzo del numero 11, il passaggio per Ankovic che però non può arrivare. Biondo, Ankovic giù e Biondo mette in rimessa laterale. Tutto ok per Luka Ankovic. Aveva iniziato la stagione a Vittoria per poi trasferirsi in terra etnea, sfonda Giarre. Pallone nuovamente in gioco, Ferrara. Franchi, contro di lui Pietra, ancora Franchi, sembrava liberarsi della marcatura. Attenzione però perché ne scatta una ripartenza improvvisa per il Giarre. Tornitore, punta Mazzola, 1 contro 1, ancora Tornitore, gioco di gambe, ce l'ha sul mancino, poi sul destro, Tornitore prova a passare, poi probabilmente si lascia andare un po' troppo. Il direttore di gara lì vicino gli indica di proseguire. Mazzola prima di Ankovic, Genovese, è entrato e come in partita Genovese, sale Fragapane, davanti a lui Genovese, dietro di lui Biondo e si finisce da Giorgetti. Biondo, passaggio non perfetto ma quanto basta per farla arrivare a Mazzola. Gazzè, ancora Biondo di prima per Franchi, Pietra riesce a uscire da questo blocco, poi strano. Ancora Gazzè, la sfera deviata da De Leon, Tornitore, Gazzè in scivolata, pulito su Tornitore, poi Miceli, ancora dal proprio numero 7, Biondo, fallo. Cambio gioco di Tornitore per Caltabiano, un po' di spazio adesso per il Giarre. Caltabiano cerca addirittura la conclusione, sfera che termina sui piedi di Mascara che torna dietro da Garozzo. Strano, ancora a destra,
Caltabiano, si muove Mascara, Caltabiano, gran giocata e poi conclusione, il pallone viene deviato 2 volte, chiede un tocco con la mano il calciatore del Giarre, il direttore di gara anche in questo caso era lì vicino e ha detto no, rimessa laterale. Garozzo, ancora Caltabiano, il cross che prende in pieno, se no andiamo errati Fragapane, sembra aver avuto la peggio il numero 3 dei giallorossi. Ancora giù Fragapane, una brutta pallonata e adesso sì, viene dato l'ok allo staff sanitario della Messana per entrare sul rettangolo verde. Ricordiamo che la Messana chiude oggi il suo girone d'andata a gennaio, il primo impegno ufficiale sarà di quelli importanti, scontro diretto in casa contro l'Avola. Un'Avola che prima di questa partita stava a 4 punti dalla Messana, adesso ovviamente virtualmente a -1 in attesa domani delle gare che chiuderanno questa 15ª giornata, l'ultima del girone d'andata nel girone B di eccellenza. Si rialza adesso Fragapane, il capitano della Messana, che deve abbandonare temporaneamente il terreno di gioco. Giarre, adesso la rimessa. Pallone verso Tornitore, Gazzè, Franchi, il piedone in zona Deodato, non ci può arrivare però Deodato. La rimessa laterale ancora del Giarre. Ankovic, la tocca di testa, non ci crede però Musarra abbastanza. Pallone termina in linea di fondo. Ferrara supera il centrocampo con il suo rinvio in zona genovese, cerca di metterla giù Genovese, il controllo non è felicissimo ma la recupera. Perde ora il possesso vicino alla linea dell'out, Tornitore, Gazzè è sempre su di lui, gli fa da ombra praticamente. Ora il pallone di Genovese non viene controllato da Franchi. Tosto, un paio di cartellini gialli pesanti pendono sui calciatori del Giarre. Genovese lotta ancora Caltabiano per Ankovic, ma fisicamente Giorgetti lo tiene e poi Della Guardia controlla che sia tutto ok per l'uscita bassa di Ferrara. Si cerca De Leon. Che giocata di De Leon che poi la mette giù in maniera elegantissima. Deodato prova a passare a destra, attenzione perché c'è un cartellino giallo, l'ennesimo per il Giarre, stavolta per Luigi Miceli, quindi nuova sanzione contro i giallo-blu. De Leon o Biondo? Sarà un cross quello che metteranno dentro uno dei due.
pronto a battere Giovanni Biondo. Il cross De Leon la rimette dentro, pietra allontana, c'è Deodato, ancora una palla alzata in aria, non c'è intervento falloso su Tomaselli, nonostante sembrasse anche abbastanza netto, è rimasto ancora giù il portiere del Giarre. Adesso fischia l'arbitro, ma onestamente si è preso un bel rischio il direttore di gara non segnalando questa presunta carica su Tomaselli. E serve l'intervento da parte dei sanitari della Giarre per comprendere l'entità dell'infortunio del portiere giallo-blu. Sconvolto Tosto dalla scelta dell'arbitro di non segnalare la carica sul portiere Tomaselli. Ora c'è un dialogo tra l'arbitro e il proprio assistente, in zona anche Giorgetti e Ankovic. Biondo, Mazzola, ancora Biondo, per De Leon, generoso Manolo De Leon, Tosto, preciso il suo rinvio per Ankovic, Della Guardia con l'intervento, Tornitore prova a sprintare a sinistra, torna su di lui però Gianluca Gazzè, ancora Gazzè, Tornitore lo scalcia, calcio di punizione per la Messana. Ferrara chiama i suoi alla salita, sarà lui a battere questo calcio di punizione. Ricordiamo Messana in vantaggio dopo 2 minuti dall'inizio del secondo tempo con il primo gol in giallo-rosso per Genovese. Ora Franchi la fa spizzare per Genovese, in qualche modo però Caltabiano gli ruba il possesso. Ora Carozzo vuole Ankovic che sbatte letteralmente su Della Guardia. De Leon la mette giù, serve Franchi che si ritrova davanti al portiere, attenzione a Franchi che salta Tomaselli e la mette in rete, arriva il 2-0 della Messana, ma ovviamente ci saranno e come delle proteste perché il Giarre di fatto si era fermato per il presunto infortunio subito ad Ankovic. La Messana ha proseguito, De Leon per Franchi che supera il portiere e mette dentro il 2-0. Quindi Messana che trova il raddoppio, ma non mancano e non mancheranno le polemiche su questo episodio. Il Giarre si era letteralmente fermato, Messana invece ha proseguito, Franchi si è ritrovato davanti al portiere, l'ha scavalcato e l'ha messa dentro. Per la Messana segnato con il numero 19 Ezequiel Francisco Franchi. E quindi 2-0 Messana, ma ovviamente il clima cambia completamente a Visconti.
25esimo della ripresa. Strano, Tornitore, il dribbling su Biondo, ancora Tornitore, cerca e trova Ankovic, lo spunto di Luka Ankovic, su di lui però c'è Giorgetti, sinistro fuori. Garozzo, pallone rimane ancora per Biondo, genovese lungo da Franchi, il pressing di Franchi su Tosto, il gioco di corpo. Attenzione a Tosto, un paio di buoni dribbling, pallone che basta ma che non arriva a calciatori in maglia blu. Mazzola, Deodato, Gazzè, ancora Mazzola, prova a lavorare a destra, il pallone la Messana, Strano se lo riprende, ancora in mezzo a due Angelo Strano, De Leon gliela ruba, punta all'area di rigore De Leon, Miceli spalla a spalla, De Leon prova a scartarlo, cambia allora sulla sinistra per Genovese che punta l'avversario, Genovese! Doppietta, 3-0 al 26esimo, la Messana chiude virtualmente il match. Genovese non poteva trovare modo migliore per ripresentarsi a Messina, per ripresentarsi alla Messana. 2 gol all'esordio stagionale con i giallorossi. La musica suena, la noce di cristalli, bellezza e sella. In campo c'è ancora qualche discussione, ovviamente si fa riferimento all'episodio di qualche minuto addietro con il gol del 2-0 della Messana di Franchi. Adesso i giallorossi ovviamente hanno la partita totalmente dalla loro. Strano, Franchi su di lui, Genovese, Biondo, Ankovic, ancora Genovese, va da Fragapane, Biondo, adesso la Messana si sta anche divertendo nel palleggio. Della Guardia, cerca lungo Franchi, Tomaselli in uscita al limite dell'area, Tomaselli la fa sua. Pallone per Strano, commette un intervento falloso su Giorgetti. Della Guardia, su punizione cambia il gioco, Deodato il controllo, Miceli su di lui, bel cross di Deodato interessante, ma sul secondo palo non arriva Genovese, Mascara non evita invece la rimessa. Genovese ancora all'indietro, la combinazione con Fragapane, Genovese scatenato, la mette per Franchi, pallone allontanato, non riesce però ad allontanare in maniera definitiva il Giare, o almeno per il primo momento. Deodato, Gazzè, ancora a sinistra da Genovese, non la tiene in gioco Anthony Genovese, il grande protagonista di questo match, doppietta per lui. Ci sarà un cambio per il Giarre quando siamo arrivati al 30esimo. Fuori Cristiano Garozzo con la maglia numero 8. Dentro con la maglia numero 16 Giuseppe Cassarà, classe 2007. Il Giarre sostituisce il numero 8 Cristiano Garozzo con il numero 16 Giuseppe Cassarà. Rimessa battuta in zona Tornitore. Della Guardia,
preferisce destinarla alla rimessa. Caltabiano, tornitore ancora da Caltabiano. Gazzè, eternamente presente Gianluca Gazzè in questa partita, ha sfruttato al meglio la chance dal primo minuto concessa da mister Venuto. Pallone che non viene tenuto in campo da Caltabiano, sarà rimessa laterale in favore dei padroni di casa, una Messana che ha visto il suo match cambiare completamente a metà del secondo tempo, con un episodio che sicuramente avrà degli strascichi. Pallone in rimessa, tosto. Miceli accenna il pressing Franchi, si torna dietro da Tomaselli. Il sinistro di Tomaselli, poi il pallone messo in avanti, ancora Della Guardia ad accomodarlo in rimessa. Strano, Piedra apre il gioco a destra per Caltabiano, scucchiaiata toccata da Giorgetti, il pallone che poi viene facilmente controllato da Ferrara. Messana che ovviamente può amministrare il possesso, forte dei 3 gol di vantaggio. La doppietta di Genovese è la firma di Franchi. Ora De Leon, punta all'area di rigore, ancora De Leon, De Leon! Per un attimo ha pensato all'assist su Franchi, poi il suo destro di 1 metro alla destra di Tomaselli. Piedra, Caltabiano, Genovese lo disturba e si guadagna una rimessa laterale. Si gioca su Franchi, fa sportellate, poi Giorgetti in pressing su Tornitore, gliela rubano. De Leon dribbla strano, ancora De Leon, stavolta il destro è più potente ma è centrale, para Tomaselli. Rinvio lungo della Guardia prima di Ankovic. Deodato, un po' di spazio davanti a lui, il ritorno di Mascara. Biondo, Fragapane controlla e mette a sinistra Genovese. Genovese può puntare gli avversari, prova a fare tutto da solo, stavolta però sbaglia. Lancio per Ankovic, era partito in posizione di fuorigioco il numero 9, segnala il primo assistente del direttore di gara. C'è un cambio. Sostituzione per la Messana. Non era al meglio, ma entra comunque Peppe Rizzo. Ovviamente gli applausi però sono tutti per Anthony Genovese, doppietta per lui, il mattatore di questa sfida. La Messana sostituisce il numero 10 Antonio Genovese con il numero 18 Giuseppe Rizzo.
Fragapane torna dietro da Ferrara. Giorgetti. Ancora Sasha Giorgetti per De Leon. Si impegna De Leon e alla fine la rimessa, no, è del Jar. Della Guardia anticipa Ankovic, la tiene anche in campo. Fragapane per Franchi, prima di lui Pietra. Tosto, attenzione perché si complica la vita da solo. Tosto, biondo per Franchi, inseguito da Mascara. Franchi se la porta avanti, resiste alla carica. Destro il pallone che colpisce il palo interno e termina fuori. Sfortunatissimo Ezechiel Franchi, ha fatto tutto bene, ha colpito il palo interno, ma il pallone non è finito in rete, è terminato sul fondo. Messana vicina al poker. Caltabiano per Tornitore della Guardia. La finta di Angelo della Guardia. E poi col destro c'è Biondo. Rizzo prima di Mascara. Franchi col colpo di testa, ma Miceli si fa preferire. Ancora Mascara. Inserimento di Miceli, palla dietro per Ankovic, ma Miceli era in posizione di fuorigioco. Franchi lotta con Strano. Mazzola riesce a farla arrivare in zona offensiva. Ancora Franchi, passa in mezzo a due, la deviazione. Rizzo, pallone fuori, ma c'è anche il fischio perché Angelo Strano è rimasto giù, ha preso un colpo. Dovrebbe scattare a breve il momento di Francesco Sciotto. Quindi fuori Fragapane, dentro Sciotto, la fascia di capitano adesso sul braccio di Giovanni Biondo. Minuto 39, fuori Fragapane, dentro Sciotto. La Messana sostituisce il numero 3 Alessandro Fragapane con il numero 13 Francesco Sciotto. Si rivede sul terreno di gioco Sciotto dopo un periodo di assenza, non aveva trovato più minutaggio. Ora De Leon, si propone Deodato, riceve adesso, su di lui però Mascara, è falloso Deodato. Tosto, Mazzola, ancora Mascara, colpo di testa che però termina in out. De Leon, da Biondo, si propone Sciotto a sinistra,
ecco lo shot, il neo entrato, prova il fondo, una deviazione, il pallone però che rimane lì per Rizzo, può sparare la conclusione col destro, alta. Non preciso Rizzo. Ultimi 5 al Sorbello di Bisconte per una Messana che chiude con una vittoria il 2025. Consolida il terzo posto in classifica nel girone B. Un più che positivo risultato per una matricola in questa prima parte di campionato. Ricordiamo ancora che la Messana ripartirà proprio dalle mura Ming del Sorbello Stadium di Bisconte nel 2026. La prima gara del girone di ritorno sarà un big match, quello che vedrà i giallorossi di Venuto affrontare l'Avola, attualmente vice capolista del campionato, e che fino alla settimana scorsa, fino alla sconfitta col Niscemi, è stata la diretta concorrente del Modica. Ankovic, palla che carambola verso Ferrara. Gazzè, Mazzola, ancora da Gazzè, De Leon su di lui strano, De Leon danza sul pallone, Gazzè va da Rizzo. Biondo si propone Sciotto, Biondo invece vuole De Leon che passa sul diretto avversario, De Leon vorrebbe il gol, forse c'era qualcuno da meglio appostato in area di rigore da servire. De Leon chiede scusa a Franchi. Della Guardia, si alza il pallone, Giorgetti lo colpisce di testa, non lo fa benissimo. Ankovic chiuso nella morsa giallorossa e alla fine rimessa laterale. Ora il traversone, Rizzo strano, Rizzo a tamponare, Franchi in mezzo a due giocatori, fa una gran giocata. Ora Franchi con l'esterno per la corsa di Gazzè, pressato da Mascara. Gazzè, spalle alla porta, si rifugia in Rizzo. Della Guardia si appoggia dietro da Ferrara. Non c'è nessuno da servire e allora Ferrara preferisce metterla rimessa laterale e non avere altri patemi. Cassarà, Rizzo su Mascara. Ora c'è tanto spazio per i calciatori della Messana che provano con la ripartenza ad aumentare anche il numero dei gol. Qui però non è felice l'idea di De Leon, l'ultimo tocco è anche il suo ed è rimessa laterale per il Giarre. Sostituzione nella Messana, probabilmente l'ultimo cambio. Pronto con la maglia numero 15 Salvatore Sottile. Quindi dentro Sottile, fuori Biondo. Quando siamo al 44esimo. Messana sostituisce il numero 7 Giovanni Biondo con il numero 15 Salvatore Sottile. Miceli, Della Guardia, poi Deodato, De Leon prova a passare su strano, c'è anche Cassarà. Mascara mette ordine, Tornitore, il cambio gioco da Caltabiano. Deodato, spazio per lui, De Leon, saranno 3 i minuti di recupero. E dopo il 90esimo ancora 180 secondi. Mazzola per Gazzè, Cassarà su di lui,
Gazzè aumenta i giri del motore, si rifugia a destra, prova a tenere il possesso il più possibile ovviamente Gazzè. Mamma mia che giocata di Gazzè, non c'è il fischio da parte dell'arbitro, interviene allora Deodato, il cross deviato da Cassarà, il pallone in corner. Ci sarà un altro cambio con la maglia numero 16. Entra sul terreno di gioco Giulio Bona, classe 2008, esce Mazzola. Quindi angolo di Rizzo, Giorgetti prova a rimetterla dentro ma il pallone termina sul fondo. E quindi sprazzi di gara anche per il giovane Giulio Bona. Non ne mancano molti, siamo già dentro il recupero, 46esimo, ricordiamo che sono stati 3 i minuti di extra time concessi e ancora un paio di giri di lancette e poi sarà triplice fischio qui a Visconte. Ankovic, Sciotto, il suo rinvio forse si trasforma in un assist per Franchi che lotta con Piedra, poi Sottile tiene il possesso ancora da terra, Sottile insiste, aggancia l'avversario, il fallo lo commette l'esterno barcellonese. Strano, va da Ankovic, il pallone che rimane lì in area di rigore. Miceli, Gazzè, tocca anche questa e la mette rimessa laterale. Generosissimo Gazzè che si prende anche un abbraccio con De Leon. Tosto dietro, ma non c'è più tempo. Finisce così al Sorbello Stadium di Visconte, finisce il 2025 della Messana con una vittoria per 3-0 sul Giarre, una vittoria che garantisce il terzo posto in classifica ai giallorossi che la spuntano grazie alla doppietta del rientrante Anthony Genovese e al gol discusso di Ezequiel Franchi. È tutto allora dal Sorbello Stadium di Visconte, grazie per averci seguito e come sempre alla prossima.